Il 13 marzo del 2005 veniva a mancare Giorgio Lago, giornalista per 12 anni alla direzione del Gazzettino e successivamente firma di Repubblica. A 19 anni dalla sua scomparsa, l'Istituto Comprensivo Italo Calvino di Jesolo ha voluto intitolare alla memoria di Lago la nuova biblioteca della scuola primaria Tiziano Vecellio di Cortellazzo, recentemente rinnovata grazie ad un innovativo progetto che ha coinvolto tutta la comunità, promosso dall'Istituto Comprensivo in collaborazione con il Lions Club di Jesolo. Da qui quindi l'idea di intitolare lo spazio dedicato alla cultura dei più piccoli a una figura legata al territorio e a una certa idea di cultura e democrazia. È nata come proposta con il Lions Club da un'idea, un dono di una serie di libri dalla quale abbiamo pensato che sarebbe stato bello avere una biblioteca aperta anche al territorio. Scrivere bene insegna a capire meglio le cose. Io spero che i miei ragazzi riprendano a leggere, a farsi delle domande, a confrontare anche le fonti giornalistiche e anche a porsi dei dubbi, delle domande alle quali rispondere anche con un atteggiamento critico e di cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e autonoma. L'idea è quella di riuscire a portare le idee, gli scritti, i valori del lavoro di mio padre, di tanti anni di giornalismo, ai più giovani, e qui partiamo proprio dai bambini. Abbiamo donato qui una delle sue macchine da scrivere, in più abbiamo donato anche una trentina di libri che erano i libri cari a lui e i libri usciti negli ultimi anni che gli sarebbero piaciuti. Proprio dalla nuova biblioteca della scuola primaria di Cortellazzo è iniziato quindi un percorso di celebrazioni per i 20 anni della morte di Giorgio Lago, che proseguirà poi con il premio Giorgio Lago Juniores a nuovi talenti del giornalismo e si concluderà il 13 marzo 2025 all'Università di Padova. Questo ventennale parte appunto con un obiettivo che sono i giovani. Oggi siamo partiti dai più piccoli, con il premio Giorgio Lago riusciamo a coprire la fascia dei licei e delle superiori e poi si finirà il 13 marzo del 2025 in Università di Padova, all'Aula Magna, con la collaborazione dell'Università e del Centro Studi Giorgio Lago all'interno dell'Università. Magari anche può essere che qualche piccolo scrittore si appassioni anche al giornalismo e diventi un futuro giornalista come Giorgio Lago. Beh, per noi sarebbe un sogno, ma io credo proprio di sì, che ci sia dentro ognuno di loro questa grande voglia di raccontare, di farsi raccontare, che è la base del vero giornalismo.